Ok. Amici di Verde a Nord-Est, bentrovati, ci troviamo sull'altopiano della Lessinia, siamo nel paese di Sant'Anna di Alfaedo, provincia di Verona. Alle nostre spalle, l'avrete già visto, i cavalli di razza Affliger. Qui c'è un'iniziativa importante organizzata anche dall'ARAV, l'associazione regionale degli allevatori. Qui abbiamo il nuovo presidente che saluto, Floriano De Franceschi, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ecco, e alla mia sinistra, perché ARAV non è solo allevamento bovino ma anche equino, quindi il presidente della sezione degli equidi, Elvio Coati, che saluto. Grazie. Allora, presidente De Franceschi, neoeletto, ricordiamo ai nostri amici da casa, ARAV che cos'è e di che cosa si occupa? ARAV si occupa dei libri genealogici di tutti gli allevamenti, non solo quindi di vacche da latte e da carne, ma anche, come state vedendo in questo bellissimo posto, anche cavalli. È un passaggio, diciamo, obbligatorio questo per i cavalli, perché vengono a mettersi in mostra giudicati dai giudici per poi essere iscritti nei libri genealogici. Quindi una importantissima manifestazione a livello regionale che organizziamo noi insieme all'Associazione Nazionale. Colgo anche l'occasione per ringraziare poi la Regione del Veneto, che collabora economicamente su questo, e il comune di Sant'Anna d'Alfaedo, ovviamente. Allora, da un presidente a un altro presidente della sezione equidi, allora Elvio Coati, un giorno di festa questo per voi, anche per mettere in mostra questo cavallo, questa razza Affliger, quali sono le peculiarità e di che razza si tratta? Dunque l'Affliger è un cavallo, le sue origini arrivano dall'Alto Adige, la zona d'origine è l'Alto Adige, però ormai si è espanso in tutta Italia, in tutta Europa, anche in varie parti del mondo, perché ci sono anche negli Stati Uniti questo cavallo qua, un cavallo che va bene per tutte le attività, sia la sella che il dressage, la monta americana, a tiro, cioè un cavallo che si presta a tutto. Ecco, qui vediamo alle nostre spalle, i nostri amici stanno vedendo, ci avviciniamo intanto, stanno vedendo le immagini della sfilata, del concorso. Oggi cosa si è valutato? Intanto qui sono presenti le madri e con i puledri, Sì, giusto? sì. E oggi si è presentato in pratica la valutazione dei puledri, commesso il microchip, identificati per essere iscritti al libro genealogico della nazionale Anacrai, che ha sede a Firenze in questo campo, e dopo viene fatta la valutazione di tutti i soggetti delle 30 mesi e delle madri, che in pratica si va a scegliere la campionessa ufficiale, che si vedrà dopo in piazza quando sono le autorità, e lì verrà fatto il best in show e la campionessa assoluta della fiera. Allora, presidente De Franceschi, allora lei è un allevatore di bovini, però insomma è bello calarsi anche in questa, intanto le passo davanti, in questa che è una realtà importante per la vostra associazione. Certo che è una realtà importante per la nostra associazione. Qui non mi sento di dire un ringraziamento sicuramente a tutti quanti hanno contribuito a questa manifestazione, allevatori in primis, che vengono tutti quanti. Allora, ma specialmente qua quelli di cavalli che portano qua tutti, ne facciamo anche altre manifestazioni consumatori. Allora vediamo con il presidente Coati, allora c'è un puledrino che si sta mangiando la cavezza, è un po' nervoso, vorrebbe scioglierla. Sicuramente vorrebbe andare sui alti pascoli a mangiarsi l'erbetta fresca, che qua diventa nervoso. Ecco, ormai. forse sarebbe. Allora, presidente, anche per lei, presidente della sezione equidi di ARAV, è importante un'associazione come questa che tuteli il movimento. Sicuramente senza ARAV o senza questo, le nazionali, questa razza, ma non solo questa razza, ma tutte le razze sarebbero morte, perché se non c'è un'associazione che segue
è impossibile andare avanti, cioè, si spera che questo sia il futuro che porta avanti tutte le razze, perché gli allevatori, perché noi allevatori insomma abbiamo un sostegno. Allora, una curiosità, ce lo chiederanno in tanti da casa, un puledrino quanto costa? Ma in questo momento il mercato è insomma basso, si può dire, perché con la crisi che c'è gli allevatori non vanno a acquistare, però un puledrino così adesso bisogna vederlo conforme la classifica, si fa sempre il giudice e si può andare sui 800 o 1000 euro, ecco, non di più in questo momento. Anni scorsi si parlava di cifre molto più importanti, però l'equitazione... Certo, è soprattutto passione, lo ricordiamo. Sì, questa è passione. Allora, grazie ad Elvio Coati, presidente di Arav Associazione Equidi. Alle nostre spalle vedete che il puledrino voleva dire la sua. Vi salutiamo da Sant'Anna dal Faedo, grazie anche a Floriano De Franceschi, neopresidente di Arav. Rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua. Grazie a voi.